Non ho ancora le motivazioni in mano, per cui non sono in grado di fare ricorso sulla sostanza delle contestazioni che posso immaginare, perché insomma, sono varie. Quindi vedremo questo e parlerò col mio avvocato e quando avremo in mano il documento faremo quello che dobbiamo fare su un'opposizione. Conferma che presenterà ricorso Riccardo Szumski contro la decisione dell'Ordine dei Medici di radiarlo dalla professione. Paladino delle cure domiciliari, da sempre contrario alla vaccinazione a tappeto, più volte sul palco delle manifestazioni contro le restrizioni imposte durante la pandemia, da ultimo il Green Pass, Szumski è prossimo alla pensione, un paio di mesi, ma l'esito del procedimento disciplinare a suo carico è arrivato prima di quel traguardo. L'Ordine gli contesta la disinformazione allarmistica rispetto ai vaccini supportati ben prima del Covid da un'evidenza scientifica che rende necessariamente perseguibile a livello deontologico chi affermi il contrario. Io a nessuno ho detto non vaccinarti, perché io ho nell'interesse di rispettare la salute del paziente e le sue volontà. Anzi, alcuni li ho vaccinati personalmente per il Covid perché non potevano muoversi e nessuno andava a vaccinarli. Sto facendo in questi giorni le vaccinazioni anti-influenzali, quindi definirmi Novax è un'assurdità totale. Anche in tema di cure domiciliari, le strade di Szumski e dell'Ordine si dividono. Il medico di Santa Lucia ha duramente contestato le terapie ufficiali, che nei fatti però hanno fatto guarire dal Covid a casa loro migliaia di veneti. Per Szumski restano ora una battaglia da combattere, dice, fino in fondo, e la solidarietà di molti dei suoi cittadini. Fatalità, ho mia mamma che è qua viva grazie al suo intervento. Io non posso dire niente, so che è un bravo dottore, è andato a curare tutti fuori paese. C'è una grande confusione perché molti pensano che il dottore sia un Novax, mentre invece non è propriamente il Novax. Lui non ha fatto il vaccino per problemi suoi di salute. Forse perché lui ha fatto da tante manifestazioni, tanti come si chiama, comizi, roba del genere, la gente un po' se l'è presa contro di lui, ecco. C'è chi gli ha lasciato una lettera sulla scrivania del gazebo allestito fuori dal municipio, ma anche chi non condivide fino in fondo le sue posizioni. A me dispiace, solo che ogni tanto bisognerebbe avere una posizione moderata, cioè non sempre essere contro, ma cercare il dialogo e anche capire le esigenze della maggioranza.